Buonasera. L'Agenzia delle Entrate dice che in Italia sui redditi non tassati alla fonte si evade oltre il 38% delle imposte. In alcune aree del Paese tale percentuale arriva al 65-70%. Insomma, grazie ai cosiddetti furbi, tra virgolette, restiamo un popolo di santi, poeti, navigatori, ma anche incorreggibili evasori fiscali. Nessuno Stato evoluto può sopportare questa situazione. Il nostro paese ha un livello di tassazione tra i più alti del mondo occidentale e questo è dovuto all'evasione fiscale, per cui chi è costretto a pagare le imposte, perché è un contribuente a reddito fisso, le paga salatissime. Il detto pagare tutti per pagare meno è quanto mai calzante. Anche per molti lavoratori autonomi la pressione fiscale è così alta che per loro evadere rimane l'unica possibilità per sopravvivere. Ma se l'evasione e l'elusione fiscale non viene combattuta o portata a livelli sopportabili, nessuno potrà abbassare le aliquote. Oggi chi evade il fisco spesso è visto come un ganzo, è ammirato da molti. Il piacere massimo per molti dei nostri connazionali è condurre una vita brillante e dispendiosa e poi essere degli emeriti sconosciuti per il fisco. Se poi anche qualche alta carica dello Stato li giustifica moralmente, è chiaro che questo andazzo non finirà di certo. Se tutto questo è pure accompagnato anche da condoni di ogni tipo, scudi fiscali, depenalizzazioni del falso in bilancio, prescrizioni accorciate per alcuni reati finanziari e mettiamoci pure anche la crisi economica e finanziaria, l'evasione fiscale anziché diminuire può solo aumentare. Analizzando i numeri emerge che nel nostro Paese un quadro fiscale desolante. Per esempio, secondo l'Associazione Contribuenti Italiani, in Italia 2 su 3 sono intestati a dei prestanome. Costose barche che solcano i nostri mari sono intestati a nullatenenti o a pensionati con la social card, ovviamente prestanome di facoltosi imprenditori. Tutto ciò si può sintetizzare con una cosa molto semplice: ricchi nullatenenti e poveri possidenti. Secondo poi i dati elaborati dallo sportello del contribuente della Polizia Tributaria e del Ministero delle Finanze, nel 2010 oltre la metà degli italiani dichiarano meno di 15.000 euro annui. Di contro solo lo 0,95 ha dichiarato oltre 100.000 euro, mentre lo 0,17 più di 200.000 e solo 15.000 persone hanno dichiarato oltre 300.000 euro di reddito. E così abbiamo personaggi che per il fisco sono dei poveracci, ma che magari, sempre con i soliti prestanomi o attraverso società con base nei paradisi fiscali, affittano o acquistano ville esclusive in località per VIP, gioielli, opere d'arte e fuoriserie costose. Se ci fosse realmente la volontà di perseguire queste elusioni ed evasioni sulle grandi barche di diporto, basterebbe far scendere in campo degli 007 per scoprire chi sono gli effettivi proprietari di questi yacht e di chi può permettersi beni esclusivi. Solo così, secondo il mio punto di vista, questi volgari ladri, così è corretto definire chi froda il fisco, finirebbe di sbeffeggiare il fisco e gli italiani che fanno il proprio dovere. Arrivederci a mercoledì prossimo.